Chiedere in accordo al Consiglio Comunale di Lazio Nazionale, premesso che in data 5-5-2009 il Consiglio Comunale ha approvato la variante urbanistica numero 95 del piano regolatorio generale comunale, modifiche per quali ambiti alternativi relative semplificazioni normative, esame, consultazioni, osservazioni, condizioni ed aree di sede regionali vincolanti con la storia della variante direttiva del 24 maggio 2008, che in qualità di amministratore dei condomini compone di Giordano 18, signor Cristoforo Fonticello, aveva presentato osservazione e posizione di volume sulla proposta di variante del protocollo 78 064 barra del 5 dicembre 2007 pervenuta il 3 dicembre 2007, che in occasione della discussione solo alcune parti della posizione erano state accolte e tra esse quelle relative alla possibilità di agire interventi di miglioramento della viabilità e di accesso alle rimesse del condominio stesso. La proposta della specifica richiesta di determinare lo specchio parabolico consentito l'uscita di sicurezza delle auto dai garage su via Federico Bandiera rimosso per agevolare i mezzi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, avanzata dalla sottoscritta e sollecitata dal Presidente, l'assessore Martini si era impegnato in aula per la ripresa, che viceversa tutt'oggi non è stato modificato. Interroga il sindaco e l'assessore competente per conoscere perché lo specchio parabolico posto all'uscita del parcheggio interrato del condominio Concordia su via Federico Bandiera non è stato ancora destinato, quindi quali sono le motivazioni che hanno indotto l'assessore a modificare gli impegni assunti nel Consiglio Comunale di facile direzione ma di grande importanza perché rispondente a specifiche richieste di messa in sicurezza della viabilità della zona di progetto, per quale motivo l'assessore modificando l'impegno assunto nel Consiglio non abbia ritenuto di informare